Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. La droga nel paniere, poi lavorata in casa e rivenduta. A Catania smantellato il clan Cappello Bonaccorsi, 41 arresti. Il giro di affari nel quartiere San Cristoforo fruttava 20.000 euro al giorno. Smantellata per la seconda volta in 2 anni la mafia di Corso dei Mille a Palermo. A capo del clan Paolo Suleman. Le estorsioni servivano anche per sostenere le famiglie dei boss in carcere. Battaglia in Consiglio Comunale a Paternò sul caporalato. Non c'è ancora una soluzione alla vergogna della baraccopoli per i braccianti. Sul tavolo una tendopoli della Croce Rossa lontana dal paese. Ed è polemica sulla scelta degli studenti di un liceo di Partinico di non volere intestare l'istituto a Peppino Impastato. I ragazzi si chiudono a riccio mentre la preside difende la scuola, da sempre legata a progetti su legalità e antimafia. Catania rinviata all'audizione protetta per la 13enne vittima dello stupro di gruppo alla Villa Bellini e per il fidanzato 17enne. Il legale dice: i ragazzi sono sempre più provati. Pedopornografia online. Sono in aumento i dati contenuti nel report annuale di Meter. Sempre più coinvolti anche i minori con disabilità. Traffico paralizzato e automobilisti inferociti a Catania. Il primo giorno di chiusura dello svincolo di Canalicchio in direzione del centro città per i lavori che si concluderanno il 31 maggio. Calcio, Catania oggi in campo a Padova per la finale di andata di Coppa Italia, 2000 tifosi etnei presenti all'Euganeo. Zeoli recupera Di Carmine e Quaini. Ancora ben trovati. La droga veniva messa nel paniere, tirata su e poi veniva lavorata in casa e rivenduta. Accadeva a Catania, dove è stato smantellato il clan Cappello Bonaccorsi. Ci sono stati 41 arresti. L'epicentro di questi affari criminali che fruttavano circa 20.000 euro al giorno, il quartiere di San Cristoforo. Sentiamo Tonino De Mana. 3 piazze di spaccio interconnesse tra loro, un giro d'affari di 20.000 euro al giorno, 41 arresti, oltre 300 poliziotti impegnati. Questi i numeri dell'operazione Locu, che prende il nome della zona di San Cristoforo, storicamente presidiata dal clan Cappello Bonaccorsi, cosca che viene smantellata dall'ennesimo blitz antimafia. I reati ipotizzati, a vario titolo e con differenti profili penali, sono di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana ed hashish. L'indagine, avviata nel maggio 2020 e conclusa nel settembre 2022, ha permesso di ricostruire l'organigramma della struttura criminale che si avvaleva di persone di elevato spessore, ma anche di una fitta rete di pusher. A capo dell'organizzazione c'era Nicola Tomaselli, 48 anni, che vedete in azione in queste immagini mentre riceve 1 chilo di cocaina che poi verrà lavorato in un'abitazione di via Testulla prima di essere immesso sul mercato. Immagini inequivocabili che inchiodano alle proprie responsabilità gli indagati. Il resto lo hanno fatto gli agenti sotto copertura che hanno vestito i panni di assuntori per entrare in possesso e poi analizzare la sostanza stupefacente. Il gruppo dei capi, oltre a Tomaselli, era rappresentato da Salvatore Marino, inteso Ciaccia, e Francesco Cultraro, che si alternavano per gestire la fiorente piazza di spaccio tra le vie Testulla, Bonfiglio e delle Calcare. Hanno rifornito un numero non indifferente di acquirenti e assuntori che potevano rivolgersi lì e trovare sostanzialmente qualsiasi cosa, quantomeno una vasta scelta di sostanze stupefacenti che andavano dalla cocaina al crack, ma non mancava la marijuana e l'hashish. Nel corso dell'operazione, conclusa all'alba, sono state sequestrate droga ed armi. E c'è stata un'operazione antimafia anche a Palermo, diciamo la fonte principale erano le estorsioni che venivano effettuate a tappeto anche per finanziare le famiglie dei boss in carcere. Il controllo sul territorio era totale, ma è stata smantellata per la seconda volta in 2 anni la mafia di Corso dei Mille. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Manlio Viola. 8 anni in carcere per la mafia fanno curriculum, così uscito di galera l'antico amico dello storico boss Nicchi sarebbe diventato il nuovo reggente della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. E quanto ipotizza l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha portato al blitz dei carabinieri che all'alba hanno smantellato di nuovo la cosca inserita nel mandamento di Pagliarelli. Nel corso dell'operazione chiamata Roccaforte 2 è tornato in manette Paolo Suleman, l'amico di Gianni Nicchi, già finito in carcere nel 2011 nel blitz denominato Ibris,
bis, che azzerò il mandamento mafioso di Pagliarelli. Suleiman ha finito di scontare una condanna a 8 anni e sarebbe tornato a occuparsi soprattutto di estorsioni. Sarebbe proprio lui il nuovo reggente della famiglia. La procura di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto in carcere anche per Rosario Leonardo e i domiciliari per Giuseppe Marano. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle estorsioni a tappeto documentate dalle indagini condotte dal 2021 al 2023 su delega proprio della DDA di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. La prima tranche dell'inchiesta condusse nel gennaio del 2023 all'arresto di 7 persone nel corso dell'operazione Roccaforte, ma la cosca si riorganizzò subito sotto la guida di Suleiman. Dalle intercettazioni è immediatamente emerso il ricorso sistematico alle estorsioni, una pressione crescente sui commercianti nelle festività natalizie e pasquali, tutto per controllare il territorio ma anche per fare cassa. I soldi servivano all'organizzazione nel più antico dei sistemi mafiosi per il mantenimento degli uomini d'onore detenuti e delle loro famiglie, quale espressione del più ampio obbligo di mutua assistenza fra i consociati alla mafia. Una cosca dai valori antichi, quella di Cosa Nostra di Corso Calatafimi. Durante le indagini i carabinieri ricostruiscono anche il pestaggio con una mazza da baseball di uno dei picciotti della stessa cosca, colpevole di aver tradito la moglie, un comportamento inaccettabile nel patriarcato mafioso. Ed è stata battaglia ieri pomeriggio in Consiglio Comunale a Paternò, siamo nel Catanese, sul tema del caporalato. Non c'è ancora una soluzione alla vergogna della baraccopoli per i braccianti. Possibili solo sistemazioni provvisorie, ma in un terreno molto lontano dal paese. Sentiamo Lorena Dolci. Ci sono la soluzione di un terreno, c'è anche la soluzione di trovare degli alloggi, perché è in base alla quantità, perché lì il punto interrogativo è cosa andremo a trovare nel momento in cui parte questa attività di sgombero di contrada Ceppe Bianche. Un po' per lo sgombero imminente, un po' perché la raccolta delle arance e gli sgoccioli, la tendopoli della vergogna si svuota lentamente. Per i braccianti rimasti si stanno mobilitando le istituzioni. 2 comitati convocati dal prefetto di Catania hanno vagliato varie soluzioni per dare un tetto dignitoso ai migranti sfruttati dai caporali. Qui c'è il terreno individuato dall'amministrazione, siamo abbastanza lontani dal comune, in contrada Currone, 5 chilometri dal paese, quasi al confine con Ragalna. Qui c'è una fonte d'acqua dove i paternesi vengono a prendere l'acqua e oltre questa recinzione c'è l'area che dovrebbe ospitare i braccianti. Una soluzione che non convince l'opposizione di un consiglio tutto di centrodestra. Non hanno la possibilità di prendere i pasti alla bisaccia del Pellegrino, dove 150 extracomunitari oggi vengono serviti, e nello stesso momento non hanno nemmeno attività commerciale ove andare a comprare la spesa per loro stessi. Di conseguenza è come abbandonarli in luoghi molto lontani dalla città. Fratelli d'Italia suggerisce di allestire questo supermercato abbandonato da decenni che si trova a pochi passi dalla polizia municipale. La battaglia si sposta in Consiglio Comunale, ieri seduta straordinaria e urgente aperta alle forze sociali, dove si è ricordato anche l'omicidio di un bracciante per pochi euro. Una ragazzo di 26 anni che è stato coltellato brutalmente. No propaganda, no frasi assolutamente scontate, non soluzioni che stanno soltanto sulla luna, ma praticità e pragmaticità rispetto a quella che deve essere una soluzione intanto tempestiva, seppur deve essere temporanea, e una magari più corposa, più dettagliata, che possa essere a lungo gettata. Sul lungo termine, ricordano i sindacati, è venuto in soccorso il legislatore. Un commissario di governo per le aree dove insistono questi fenomeni di caporalato, che finanzia anche la costruzione di strutture di lavoratori che vengono qui a lavorare durante il periodo stagionale. E si è scatenata la polemica sulla volontà degli studenti di non fare intestare a Peppino Impastato il loro istituto a Partinico. La preside dice: noi facciamo antimafia da decenni e non siamo mafiosi. Marco Gullà. Per gli studenti di questo liceo il nome di Peppino Impastato è divisivo perché politicamente schierato. Ecco perché appunto questa scuola in questo momento non cambierà nome. Liceo Santi Savarino, a distanza di qualche giorno dalla polemica sull'intitolazione dell'istituto a Peppino Impastato, gli studenti si chiudono a riccio, non vogliono esporsi ulteriormente. Su 1335 alunni del liceo, ben 977, il 73%, ha votato contro l'intitolazione della scuola a Impastato, il giornalista militante di Democrazia Proletaria assassinato dalla mafia nel 1978. Alunni finiti nel ciclone mediatico
informatico e dei social. C'è anche chi ha scritto: siete un liceo mafioso. Questa scuola da decenni, nella sua offerta formativa in maniera strutturata e non sporadica, porta avanti un'educazione, una formazione dei nostri ragazzi alla legalità, alla giustizia, alla lotta contro tutte le mafie. E in effetti, entrando all'interno del liceo, le bandiere antimafia sono diverse. Per gli studenti l'intitolazione della scuola Peppino Impastato ha una radice politica, ecco perché hanno votato contro, come spiega la preside. L'iter ha seguito quella che è stato un iter democratico e gli organi collegiali, l'organo preposto, cioè il Consiglio Istituto, nonostante quello che abbiano detto alcune testate giornalistiche anche a livello nazionale, ha assolutamente confermato la volontà di intitolare questa nuova scuola a Felicia e Peppino Impastato. È stato travisato un poco quello che è stato il voto dei nostri alunni, i quali hanno chiarito la loro posizione attraverso un documento scritto dove loro stessi hanno spiegato le motivazioni che hanno portato a votare no, non a Peppino Impastato, ma all'intitolazione. Una diatriba che sicuramente proseguirà, non siamo certo ai titoli di coda. A Catania è stata rinviata l'audizione protetta per la 13enne vittima dello stupro di gruppo alla Villa Bellini e per il fidanzato 17enne. Abbiamo sentito il legale che dice i ragazzi sono sempre più provati. Giusy Lazzara. Terribile ripercorrere le ore di orrore vissute dalla tredicenne stuprata dal gruppo dentro il bagno del Giardino Bellini di Catania mentre era col fidanzato 17enne. Oggi, durante l'udienza protetta, i due giovani dovevano essere sentiti dai giudici per evitare di testimoniare durante il dibattimento pubblico. Tutto però rinviato per un vizio di notifica ad un legale dei 7 egiziani fermati accusati delle violenze. I ragazzi protagonisti passivi della triste vicenda del 30 gennaio alla Villa Bellini ovviamente erano già fortemente provati. Oggi hanno dovuto attendere dalle 9 alle 12 senza che si è potuto procedere all'incidente probatorio. Il mio assistito ovviamente non è stato benissimo, ha avuto un forte stress, un disturbo appunto post-traumatico. Quello che si è preso fino adesso dalle indagini è che il gruppo di Gli Egiziani avrebbe accerchiato i ragazzi all'uscita dei bagni di Villa Bellini, vicino all'ingresso di Piazza Roma. Avevo sentito rumori provenire dall'altro bagno, aveva detto il 17enne agli inquirenti, ammettendo di non essersi reso conto che qualcuno stava filmando lui e la fidanzata. Poi uno degli egiziani, rivolto alla ragazza, «Dai, dammi un bacio, non avere paura», iniziando a palpeggiarla, una sequenza da brivido. Dietro la porta del bagno, chiusa la violenza, che a turno aveva inchiodato alla parete la tredicenne, diceva basta, ma niente li ha fermati. Fino al momento in cui è riuscita a scappare, assieme al fidanzato sono arrivati sulle scale dell'entrata principale del giardino. Qui la tredicenne è caduta, stremata dalla violenza subita e soccorsa dai passanti. Il ragazzo, invece, ha chiamato i carabinieri e denunciato tutto. I dati sulla pedopornografia online sono sempre più preoccupanti. La conferma arriva dal report di Meter presentato questa mattina nella sede di Pachino da Don Fortunato Di Noto. Tra le vittime di abusi ci sono anche minori disabili. Sentiamo Francesco Aloi. La storia di un giovane 37enne che oltre a scriverci ha detto che l'abuso che ha subito quando era bambino è stato un inferno che l'ha condotto anche a situazioni gravissime della sua esistenza. Le storie di minori vittime di abusi, ma anche le istruzioni per contrastare il fenomeno. Possiamo sintetizzare così il report sulla pedofilia di Meter. Anche quest'anno arriva la conferma. Questi reati sono sempre più diffusi. La pedopornografia manifesta sempre di più l'abuso e la produzione del materiale video e foto in tutto il mondo. Meter ha un osservatorio mondiale contro la pedofilia. Quasi 6.000 link denunciati, materiale che viaggia
viaggia nella parte oscura della rete, il deep o dark web. Tra le vittime ci sono anche giovani con disabilità. O mandano immagini otto, le minacce si trasformano in fatti. Noi abbiamo fatto delle segnalazioni, sono state anche oscurate particolari produzioni con l'intelligenza artificiale perché stimolano sempre di più il mercato della pedopornografia. Ma non vengono risparmiati nemmeno neonati e animali, soprattutto cani. E quindi li addestrano a fare anche questi atti così aberranti nei confronti dei neonati. Migliaia e migliaia di foto, video, cartelle compresse. I server a cui sono agganciati i siti pedopornografici si trovano soprattutto in America ed Europa. Sconfiggere quest'ondata di violenza anche incontrando i ragazzi è quello che fa Meter. Ricercato e indagato per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, Francesco Messina, il fantomatico rettore dell'Università di Goraz, era il dominus della truffa, ormai nota come Bosnia Gate. Ci fa un ritratto Luca Ciliberti. Professore, giornalista, esperto in formazione e capace di reperire grandi quantità di fondi europei. Salvatore Messina, il dominus della truffa messa in piedi con l'Università Fantasma Jean Monnet di Gorazde in Bosnia, era tutto questo, o almeno questo millantava di essere. Dalle ricostruzioni dell'inchiesta, ormai nota come Bosnia Gate, il rettore ha un curriculum di faccendiere di tutto rispetto nel quale risultano anche alcuni inciampi giudiziari. Uno, il più importante, nel 2004 viene arrestato per truffa all'Unione Europea per corsi di formazione con soldi comunitari erogati attraverso la regione siciliana. La finanza gli trovò più di 6 milioni di dollari nascosti in un conto alle Bahamas. In primo grado fu condannato a 8 anni di reclusione, poi prescritto in appello. Oggi il piano di Messina risulta più chiaro anche agli inquirenti. L'idea era quella di lucrare sulle difficoltà degli studenti di medicina che non riuscivano a superare lo sbarramento al numero chiuso. Attraverso l'Università della Bosnia prometteva lauree ed esami in professioni sanitarie con prestigiose docenze siciliane, con titoli che poi sarebbero stati riconosciuti anche in Italia. Un piano geniale, non c'è che dire, anche perché gli studenti avrebbero pagato rette da 100.000 euro, ovviamente in conti con sede in Svizzera. A rovinare tutto però arriva a settembre dello scorso anno, proprio dal governo dell'ex Jugoslavia, il no all'accreditamento da parte dell'autorità bosniache alla Gorazde perché giudicata di bassa qualità. Così l'Ateneo è diventato inesistente, anche se gli studenti continuavano a sognare e a pagare una carriera universitaria da medico. Cambiamo decisamente argomento, strade paralizzate, traffico in tilt questa mattina a Catania e in tutti i paesi etnei a causa intanto della chiusura dello svincolo di Canalicchio, ma anche per una concomitanza di altri lavori stradali. Si dovranno fare i conti dunque con i lavori dell'ANAS almeno fino al 31 maggio. Eva Spampinato. Sa che è successo? Perché dalle 8:30 che siamo qua incolonnate. Cosa è successo? Perché 2 ore e mezza diventa veramente improponibile. Vai. Da dove arriva? Da Cireale. Nessuna comunicazione e nessuna informazione. Gli automobilisti catanesi questa mattina si sono ritrovati nel bel mezzo di una tempesta perfetta, anzi di un traffico paralizzato. Il motivo principale sta nella chiusura dell'imbocco della diramazione dell'autostrada A18 da Canalicchio in via Pietra dell'Ova a Catania, ma la concomitanza con altri lavori stradali in via Santa Sofia e in via Barriera del Bosco per la bitumazione del manto stradale ha causato un blocco totale del traffico che ha riguardato a più ampio raggio tutta la città e i paesi etnei. Questo solo per lo svincolo di Canalicchio chiuso? Complimentoni vivissimi. Lunghe code si sono formate sia in zona Canalicchio, su via Carnazza e sulle strade parallele, completamente bloccata dalle 7:30 del mattino la circonvallazione, lo vedete. E da dove arriva? Una traversa di via Vincenzo Giuffrida. Dovevo andare al lavoro, sono fermo qui da 1 ora e mezza praticamente. A peggiorare la situazione, un tamponamento avvenuto intorno alle 8 tra 4 auto in coda sull'asse dei servizi in direzione Catania Sud, svincolo Zia Lisa. In mattinata intanto è stato chiuso anche l'ingresso nella diramazione A18 di via Nuova Luce. Questa informazione non vi è arrivata? No, assolutamente. L'ANAS non aveva comunicato a nessuno, nemmeno ai sindaci dei comuni direttamente interessati, la data di chiusura dello svincolo. I lavori andranno avanti fino al 31 maggio. Restiamo a Catania, vi mostriamo l'enorme cespuglio a ridosso di una curva nei pressi dell'aeroporto. Si parla tanto di sicurezza stradale, ma fatti e prevenzione a questo punto sembrano un optional. Il servizio.
Sicurezza stradale, questa sconosciuta a Catania, dove attorno all'aeroporto Fontanarossa intere aree sono in balia della vegetazione, rigogliosa quanto incolta. Non servirebbe alcun commento alle immagini che vi mostriamo. Gli enormi cespugli invadono una corsia, costringendo gli automobilisti ad oltrepassare l'invisibile doppia striscia continua, con il serio rischio di scontrarsi frontalmente con i mezzi che provengono dalla direzione opposta. Sono innumerevoli messaggi alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 con oggetto la desolante situazione della stradale Primosole e di via San Giuseppe l'Arena, che ricadono nella sesta municipalità. A fronte di decine di segnalazioni di cittadini esasperati e preoccupati, si registra il silenzio e l'immobilismo degli organi competenti. Possibile che nessuno veda una siepe così folta? Sembrerebbe il condizionale d'obbligo che il Comune di Catania abbia intimato ad alcuni proprietari dei terreni privati di provvedere alla scerbatura, ma a giudicare dai filmati nessuno si è mosso e sono passati tanti mesi. Intanto l'enorme cespuglio cresce e cancella ogni cosa, dal guardrail ai segnali stradali, per non parlare dell'emergenza incendi, con la fitta vegetazione che potrebbe favorire l'innesco dei roghi. Si parla tanto di prevenzione, ma solo sulla carta, visto che nessuno interviene. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. Di fatto, oggi chi sbanda e finisce fuori strada almeno vedrà attutire il colpo dai cespugli, ma non è certo una magra consolazione. Ci fermiamo adesso per una pausa e ritorniamo a parlare tra poco della festa del papà. E oggi è la festa del papà. La tradizione non muore, ma si rinnova e si celebra anche con dolci e regali. Laura Curella. Punto di riferimento e modello di vita. Il papà è una delle figure fondamentali nella vita di ognuno di noi, al pari delle mamme. Una figura che è cambiata nel tempo e che si è trasformata seguendo l'evolversi della società e delle famiglie stesse. Nata un secolo fa, la festa del papà, che in Italia si festeggia nel giorno di San Giuseppe, è l'occasione per dire ai nostri padri quanto siano importanti per noi. Intanto auguri a mio papà e a tutti i papà del mondo. Soprattutto perché il papà è una figura importante nella propria vita, è un esempio da seguire. Auguri a tutti i papà del mondo e soprattutto al mio. Ciao papà. Sono diventato nuovamente papà dopo 14 anni ed è una bella felicità, anche perché a 50 anni si provano tante altre belle emozioni che magari a 20, a 30 non si possono provare. Ve lo auguro a tutti. È una delle cose più belle che abbiamo, diventare genitori. E se non tutti trovano le parole giuste per esprimere un sentimento, arrivano in soccorso le poesie, che oggi tutti i bimbi dedicheranno ai loro padri, ma c'è anche chi sceglie di regalare un fiore. Il fiore che viene collegato alla festa di San Giuseppe è il giglio, anche perché secondo la credenza cattolica la Madonna, quando vide San Giuseppe con un giglio, decise di sposarlo. Il giorno di San Giuseppe si celebra anche a suon di zeppole, i bignè con crema pasticcera dalle origini tutte napoletane. Il ruolo delle banche per la crescita del territorio siciliano. Se ne è discusso a Catania in un incontro organizzato da Banca Agricola di Ragusa e Arca Fondi. Adelaide Barbagallo. Portare in Sicilia i protagonisti del dibattito economico e sociale e avviare un confronto con il territorio, l'obiettivo della tavola rotonda a Palazzo Biscari di Catania organizzata da Banca Agricola Popolare di Ragusa e Arca Fondi. Spesso le aziende si lamentano del fatto che è molto difficile ottenere credito. Ma credo che da noi la porta aperta, tutte le aziende che hanno una credibilità la trovano sicuramente. Importante anche la tecnologia. Può sembrare una contraddizione per una banca che si chiami agricola e invece siamo innovativi anche in termini tecnologici. Noi abbiamo oggi un grado di penetrazione sul digitale molto importante che non si disgiunge da una presenza fisica. Lo scopo di una banca è aiutare le persone e il territorio a progredire. Svolge un ruolo importante per l'economia e lo sviluppo dell'economia siciliana. Noi come Arca Fondi e CGR siamo interessati, siamo vicini alla banca da più di 30 anni, gestiamo il risparmio di numerose famiglie della banca, quindi siamo veramente legatissimi.
A tessere le linee di un pensiero responsabile, chiaro e riconoscibile è stato Ferruccio De Bortoli, che sulle sfide poste dall'intelligenza artificiale risponde così. Prima di parlare dell'intelligenza artificiale dobbiamo temere l'ignoranza naturale. Noi dobbiamo conoscere i fenomeni, non avere paura del futuro, non avere paura delle innovazioni, dobbiamo governarle. Per governarle bisogna conoscerle. L'appuntamento è stato anche l'occasione per ricordare alcuni grandi giornalisti siciliani, tra questi Nino Milazzo, vice direttore del Corriere della Sera, condirettore della Sicilia e direttore di Telecolor, scomparso nel 2021. Morbo di Parkinson, Sicilia 24 Focus, malattia degenerativa che è caratterizzata da tremore, rigidità, lentezza nei movimenti e dell'innovativo dispositivo sottocutaneo per la gestione del Parkinson adottato dall'Oasi di Troina, impiantato con successo su 2 pazienti. Si parlerà di questo, come avete compreso, al nostro Focus, ospite di Adelaide Barbagallo, il direttore dell'unità operativa di neuroriabilitazione dell'Oasi di Troina, Pietro Marano. Appuntamento dopo il nostro telegiornale su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo ancora e torniamo con il calcio. Questa sera gara di andata della finale di Coppa Italia di Serie C per il Catania, che è di scena a Padova con 2000 tifosi al seguito. Marco Carli. Il Catania, che nelle serate di Coppa ha vestito l'abito migliore in questa stagione travagliata, arriva a Padova dopo un percorso importante, il migliore della sua storia nella competizione. In 24 apparizioni nella Coppa Italia di Serie C, i rossazzurri erano giunti massimo in semifinale nella stagione 2019-2020, eliminazione in quel caso patita dalla Ternana. I patavini invece hanno sollevato 2 volte il trofeo, che sarà in palio in questa doppia finale. Oggi il primo atto, il 2 aprile il ritorno al Massimino. Curioso poi come il 19 marzo sia una data comunque ricorrente nella storia della nuova società rossazzurra. L'anno scorso, in queste ore, si stava preparando la festa promozione scattata dopo la vittoria di Caltanissetta. Anche la ricorrenza di quello che è stato fatto l'anno scorso a Caltanissetta, dunque vediamo anche un senso di continuità. A un anno di distanza ci andiamo a giocare un trofeo importante. L'allenatore per l'andata della finale potrà contare nuovamente, come anticipato nei giorni scorsi, su Di Carmine e Quaini. C'è anche Celli, minutaggio dei rientranti da valutare anche in funzione del match di Torre del Greco di domenica. 4-3-3 per Zeoli, che nella continuità del sistema di gioco sta volendo dare certezze alla squadra. Le cercherà anche all'Euganeo, dove potrà contare sul consueto appoggio dei tifosi rossazzurri. Ho detto loro l'importanza che può avere per i tifosi presenti all'Euganeo, che saranno tanti, chi rimarrà a Catania e chi ci vedrà da fuori. Dunque sappiamo che la responsabilità è tanta e non vogliamo deluderli. Padova-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dall'Euganeo, interventi da studio e al termine le interviste dei protagonisti. Ed è tutto, vi lascio al Focus di oggi con Adelaide Barbagallo, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 19.